Di poter dire che il PD. Riteniamo esaurita e chiusa la fase del governo tecnico, anche perché non c'è più un governo tecnico. Lo ha detto il capogruppo del Partito Democratico Antonello Cracolici durante una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni, al termine della riunione del gruppo parlamentare convocata per un'analisi della situazione alla Regione dopo la nomina del presidente Lombardo di due assessori politici, Alessandro Aricò di Futuro e Libertà e Giuseppe Spampinato dell'API. Il gruppo parlamentare ha chiesto al segretario del partito, Giuseppe Lupo, di convocare la direzione regionale per assumere politicamente le conseguenze della nostra decisione. Il capogruppo del PD ha aggiunto: non condividiamo la scelta di cambiare la natura del governo, questa scelta di Lombardo ci preoccupa, si è chiusa una fase e se ne apre un'altra. Adesso lavoreremo per le alleanze future tra progressisti e moderati. Infine Antonello Cracolici richiama alla sobrietà e al senso delle istituzioni il presidente Lombardo. La preoccupazione del PD sarebbe quella che l'attuale governo accompagni la Sicilia al voto di ottobre trasformandosi in un governo elettorale. È chiaro che vigileremo, conclude Antonello Cracolici. Il segretario regionale del Partito Democratico Giuseppe Lupo ha convocato la direzione regionale per lunedì prossimo 4 giugno alle 14:30 a Palermo nella sala convegni dell'hotel NH ex Jolly. Sarà in quella sede, spiega Lupo, che facendo seguito all'assemblea di domenica scorsa valuteremo in particolare la situazione politica regionale e le conseguenti iniziative del partito. Quasi certa appare la mozione di sfiducia del PD solo in caso di mancate dimissioni del presidente Lombardo, già comunque abbandonato dalla sinistra.